Ciao a tutti i tifosi del Napoli. Oggi abbiamo delle notizie freschissime dal mercato delle trasferenze che vi terranno sicuramente incollati allo schermo. Prima di iniziare, vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del nostro amato Napoli. La nostra squadra sta lavorando duramente per migliorarsi sempre di più e ottenere risultati straordinari, quindi non perdetevi neanche un aggiornamento. Secondo l'edizione odierna del Mattino, il Napoli sta esplorando diverse opzioni interessanti per rinforzare la squadra. Federico Chiesa è uno dei nomi caldi, il giocatore ha già avuto contatti con il nostro club, anche se un incontro ufficiale con la Juventus non è ancora avvenuto. Chiesa porterebbe velocità e creatività al nostro attacco, e la sua esperienza potrebbe essere decisiva per le nostre ambizioni. Ma non finisce qui. Le buone relazioni tra Napoli e Sassuolo stanno facilitando i contatti per Domenico Berardi. Berardi, con la sua esperienza e il suo talento, potrebbe aggiungere una nuova dimensione alla nostra fascia destra. È un giocatore versatile, capace di fare la differenza in molte situazioni di gioco, e la sua aggiunta sarebbe un grande colpo per la nostra squadra. Infine, il Napoli sta monitorando attentamente Patrick Dorgu del Lecce, un giovane terzino di 19 anni che è stato una rivelazione nella scorsa stagione. Dorgu ha mostrato grandi promesse e potrebbe rappresentare un investimento per il futuro del club. La sua energia e il suo dinamismo potrebbero portare freschezza e vigore alla nostra difesa. Cari tifosi, cosa ne pensate di queste possibili operazioni? Vi piacerebbe vedere Chiesa, Berardi o Dorgu con la maglia azzurra? Quale di questi giocatori pensate sia la scelta giusta per rinforzare il nostro Napoli? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e condividete le vostre idee con noi. Non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia sul Napoli. Insieme, continueremo a sostenere e a tifare per un futuro luminoso del nostro club. Forza Napoli, sempre!